Presidente, cosa sta succedendo? Immediatamente prima dell'esplosione del coronavirus, ci sembrava un mondo migliore, un mondo dominato dai climate change, da un nuovo equilibrio ambientale, almeno da una serie di pulsioni in materia di riflessione sulla plastica e tutto ciò che le stava intorno. Adesso con questa emergenza nazionale ci ritroviamo sommersi dalla plastica, che siano i guanti di lattice, le vaschette dell'asporto, le visiere costruite con materiali simili e adesso addirittura, visto che siamo a poche ore dall'inizio della fase 2, un mondo completamente plastificato nel quale segneremo le cosiddette distanze droplet, e quindi divisori, plexiglass dappertutto, dalle metropolitane ai ristoranti. Cosa sta succedendo? O meglio, come possiamo gestire una situazione di questo tipo? Beh, innanzitutto l'emergenza coronavirus è molto simile all'emergenza climatica. In queste ultime settimane di quest'ultima non se ne è parlato più, ma entrambe gravano sulla testa dei miliardi di persone che vivono sul pianeta, entrambe sono state causate dall'uomo e dai non corretti comportamenti degli esseri umani, entrambi potranno essere risolti attraverso l'uso della scienza e politiche coraggiose e messe in campo in contemporanea in tutto il mondo. Ecco, se possiamo trovare un'analogia sulle due emergenze, diciamo che ci sono e l'una non deve far dimenticare l'altra. Ci sarà qualcuno che in questo momento, ascoltandoci, sta pensando: questi sono due matti, abbiamo morti, abbiamo emergenza sanitaria, abbiamo un collasso di interi settori economici e loro si preoccupano di due forchettine di plastica o dei divisori in plexiglass dei ristoranti. Ma questo, diciamo, potrebbe essere un pensiero che fanno alcuni, ma noi dobbiamo far ripartire l'economia in maniera diversa da come l'economia è finita all'interno dell'emergenza coronavirus. E tutto quello che è stato detto a livello mondiale dopo l'accordo di Parigi del 2015 sulla crisi climatica e dopo il varo da parte della Commissione europea del Green Deal, questo piano per decarbonizzare l'economia europea presentato dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, sono proprio quelle le strade per poter far ripartire l'economia italiana, europea e mondiale, risolvendo da una parte i problemi causati dall'emergenza coronavirus e dall'altra salvando il pianeta dal disastro climatico. Andiamo a vedere un attimo i settori che ho citato prima per capire se c'era una terza via o comunque una possibilità di limitare l'impatto. Partiamo dai guanti, i guanti che l'OMS addirittura scoraggia, ma che ovviamente vengono usati molto frequente, si tratti di quelli dell'ortofrutta, di quelli forniti dai supermercati oppure dei guanti di lattice. Questa è tutta plastica e non c'è un'alternativa? Beh, diciamo nel settore dell'ortofrutta sono stati, diciamo, negli ultimi anni distribuiti anche sacchetti compostabili. È chiaro che in questo momento diciamo, c'è, come dire, un'attenzione molto elevata sul tema della salute, potrebbe far passare in secondo piano l'uso di questi dispositivi. È evidente che in questo periodo storico per ridurre le contaminazioni e i contagi, quantomeno sui guanti sarà difficile prevedere di fare a meno dell'usa e getta da una parte, e laddove possibile sarebbe auspicabile utilizzare materiali compostabili. Le barriere, i divisori, tutto ciò che concerne la fase 2, si tratti dei trasporti pubblici, della ristorazione o di altri comparti, per separare fisicamente le persone. Beh, su questo è complicato pensare a soluzioni, diciamo, a basso impatto ambientale. Da una parte, laddove possibile, si può utilizzare il vetro, ma questo ovviamente dà luogo anche a tutta un'altra serie di problemi, quelli legati ovviamente alla sicurezza delle persone nel caso di rottura. Dall'altra parte, diciamo, è un po' difficile pensare a fare a meno di soluzioni magari più leggere e fatte ovviamente di polimeri, come nel caso del plexiglass. L'asporto è sempre esistito, il takeaway e l'asporto sono sempre esistiti, adesso però ovviamente per un periodo X, perché non sappiamo se arriveremo al 18 maggio o al 1 giugno, ci sarà un boom di questi materiali. In parte qualcuno si era già convertito al plastic free in questo comparto?
Sì, su questo non cambia nulla. L'Europa entro il 2021 chiederà a tutti i paesi europei di recepire la direttiva sulla plastica monouso. Nella direttiva sono previsti piatti posate realizzati in materiali che non siano plastica fossile, quindi si possono continuare a utilizzare piatti, bicchieri posate in plastica compostabile quando non si può utilizzare ovviamente il riutilizzabile, ma nel caso dell'asporto il compostabile è una soluzione che già si adotta in diversi esercizi commerciali e si deve adottare sempre di più fino alla scadenza del prossimo anno. I cosiddetti dispositivi di protezione individuale, le mascherine per farla semplice? Su questo c'è una drammatica carenza di approvvigionamento e di produzione interna. Ci sono state grandi polemiche, ci sono una serie di aziende che stanno riconvertendo le loro filiere produttive per produrre in Italia questi dispositivi di protezione individuale. È fondamentale promuovere prodotti che sono certificati dall'Istituto Superiore di Sanità, e questo è fondamentale farlo, per evitare di importare materiali di bassissima qualità. Dall'altra parte è fondamentale che a livello governativo si spinga le imprese a produrre mascherine riutilizzabili. Ce ne sono già alcune che sono state certificate dall'ISS e sono mascherine che possono essere riutilizzate X volte. Altre aziende si stanno facendo certificare mascherine invece che possono essere riutilizzate all'infinito. Ecco, questa è la soluzione da spingere a livello nazionale, perché altrimenti ci troveremo a dover gestire dai 60 ai 100 milioni di mascherine usa e getta al giorno per i prossimi forse 12 mesi, e verrebbe fuori una montagna di rifiuti, parte delle quali, a causa della maleducazione di alcuni cittadini, ce li ritroveremo nell'ambiente, nei torrenti, nei fiumi, nei laghi e nei mari, come sta purtroppo già avvenendo. Ecco, un'ultima domanda, Stefano, mi riallaccio proprio a queste tue parole. Dove finirà tutta questa plastica e come va smaltita? Beh, diciamo, la plastica che verrà utilizzata nei luoghi dove ci sono o dei contagiati o ci sono persone che insomma hanno a che fare con ambienti potenzialmente contagiati, questi qua diciamo, seguiranno dei percorsi, dovranno seguire dei percorsi precisi. Gli rifiuti ospedalieri devono andare a termodistruzione. Dall'altra parte gli altri rifiuti plastici che vengono prodotti quotidianamente dagli altri cittadini, dalla gran parte che non hanno problemi di contagio, dovranno essere conferiti correttamente nell'indifferenziato, seguendo quelle che sono le previsioni, le disposizioni del Ministero della Salute, e su questo è fondamentale che i comuni facciano le multe ai cittadini che lasciano nell'ambiente questi rifiuti, perché potrebbero essere potenzialmente veicolo di ulteriore contagio, e quindi le sanzioni, che in genere non si fanno perché sono impopolari e quindi i comuni, i sindaci, gli assessori non le vogliono fare. Questo è il momento di fare sanzioni per chi non rispetta le regole della buona convivenza, oltre che della buona educazione. Grazie Stefano di questa nostra conversazione e buon lavoro. Grazie a voi.